Eccoci con Gianfranco Pavan. È appena stata conclusa la cerimonia istituzionale dove è stato inaugurato con tanto di taglio di nastro dal governatore presidente Luca Zaia. In via Noiari l'apertura del sottopasso, l'altro, il secondo, era già stato fatto ancora a inizio 2023. Tutto bello, all'infuori di una cosa che ho notato e che mi ha lasciato un po' perplesso. I cittadini sono stati tenuti fuori dal recinto, diciamo. Come la vede questa cosa? Un'opera del genere, opere del genere, meritavano piena partecipazione di tutti i cittadini. Io non so per quale ragione abbiano escluso i cittadini dall'inaugurazione, dal taglio. Adesso stanno entrando e quindi immagino l'abbiano fatto per delle ragioni a me sconosciute. Avrei preferito che ci fosse una partecipazione e una condivisione dell'iniziativa da parte di tutti i cittadini, anche per godere di questa importante opera per la frazione e non solo per la frazione, per tutta la città. Allora, non per seminare zizzania o fare l'avvocato del diavolo, ma non essendoci stato nessun annuncio sul sito comunale, si doveva prevedere, specialmente detti ai lavori, chi si occupa di politica, che i cittadini sarebbero stati tenuti fuori. Lei oltretutto è anche di Summaga, non vede un po' di staticità, di non pestare i piedi alle istituzioni, al commissario prefettizio o al commissario di governo o FI? Non riesco a capire la ragione di questa esclusione. Vorrei dire che avrei consigliato e avrei personalmente condiviso un momento di festa proprio legato all'inaugurazione. Io credo e spero che ci siano delle ragioni valide per questo tipo di scelta. Non riesco neanche a immaginarle, perché è un momento importante. Anche per dare a Cesare quel che è di Cesare, lei si è molto attivato per questa apertura, è stato a guida portavoce dei cittadini per varie istanze, raccolta firma e quant'altro. Perciò dovrebbe essere doppiamente amara la sua constatazione di oggi. Io seguo questa vicenda dal 91, da quando si sono fatti i primi accordi con RFI, poi gli accordi appunto comune regione e per la realizzazione fino al 2009. Sono felice per l'obiettivo, c'è quest'ombra che spero venga superata per la bellezza e per l'importanza dell'opera stessa e per quello che quest'opera può dare, soprattutto a quel lotto intercluso di cittadini fra le due ferrovie, la Venezia-Trieste e la Portogruaro-Treviso. Allora, prima di lasciarla andare a vedere e toccare con mano l'apertura del sottopasso, anche se queste strutture le ha viste tutti i giorni, come vogliamo concludere? Una parola, una chiosa finale per questo importante evento, perché comunque è un importante evento. Speriamo sia il primo di una lunga serie di inaugurazioni. Il secondo speriamo sia quello del sottopasso della pista ciclabile, che finalmente dopo 52 anni torna a collegare la frazione con il centro della città. Bene, miglior chiusura non si poteva fare, grazie. Grazie a lei.